Cari compare, oggi alleccatevi i baffi che cannola ricotta. Come se le cogliero le belle pira, tirollalla, tirollalla. Canaro senza scala, tirollalla. All'occhianare a però fortuna, tirollalla, tirollalla. Allo scendere se rompio la rama, tirollalla. E non mi marito no, e non mi marito no, e non mi marito no. Schietto a restare tirollalla, ecco doti e senza doti, ecco doti e senza doti, ecco doti. Buongiorno, oggi prepareremo i cannoli siciliani alla ricotta. Nelle nostre zone la caratteristica è di usare la ricotta, quindi la ricotta eblea, nella zona del Ragusano è d'obbligo, mentre quelli più conosciuti a livello anche internazionale sono fatti con ricotta ovina o quantomeno mista tra ovina e bacina. Adesso vi spiego gli ingredienti. Allora, per preparare la buccia dei cannoli occorre la farina di grano tenero, dello strutto, un pizzico di sale, dell'olio extravergine di oliva, dello zucchero, del vino marsala e delle uova. Mentre per ripieno, per la crema di ricotta, della ricotta vaccina fresca, magari del giorno prima, della cannella macinata, buccia di limone, zucchero e dell'arancia candita. Adesso cominciamo a preparare le bucce dei cannoli. Cominciamo con l'impasto della buccia dei cannoli. Farina di grano tenero, dello strutto, dello zucchero semolato, poi mettiamo un goccio d'olio extravergine, circa un pizzico di sale e un cucchiaio abbondante di marsala. La mafia e le parrine. Adesso passiamo all'impasto. Povero cittadino, povero paesano, e mafia. Bene, occorre lavorare qualche minuto. Nel frattempo, per profumare di più e dare anche un pizzico di colore, aggiungiamo un po' di cannella. La mafia e le parrine. Bene, adesso l'impasto è compatto e abbastanza resistente. E questo impasto qua va fatto come buona norma riposare almeno una notte chiuso da una pellicola trasparente, in modo che la pasta riposi e venga più facile poi stendere la pasta ed ottenere delle sfoglie così di pasta di circa 1,5 mm, che poi verranno poppate, da cui si ricavano questi cerchi da circa 12 cm di diametro e dalla quale otterremo i nostri cannoli. Che siamo sordi o muti, rompiamo ste catene. E poi andremo a friggere in abbondante olio molto caldo, circa 180 gradi. Quindi olio molto caldo.
È importante ad alta temperatura affinché la pasta dei cannoli risulta fragrante e con delle bolle d'aria. Adesso sfiliamo il cannolo, si fa raffreddare e poi è pronto per essere farcito con la crema di ricotta. Bene, adesso prepariamo la crema di ricotta. Mettiamo la ricotta in una bacinella in modo da poterla lavorare. Aggiungeremo dello zucchero semolato della buccia di limone, della buccia di arancia, e della cannella. Poi a piacimento si può anche raffinare la crema passando ad un cutter oppure setacciandola. Questo è un sistema per ottenere, diciamo, la versione molto più originale di questo dessert. Bene, adesso lo passiamo in una tasca da pasticcere e andiamo a farcire i nostri cannoli. Bene, adesso completiamo farcendo con la crema di ricotta cannoli. Passiamo con le scorze d'arancia candita, zucchero a velo ed è pronto. Adesso buon appetito. E memoreo lo scecarietto e stasera non dormo. Cari amici, ricordatevi prima che venite che quando l'amore tu pulia non lo lasciate a mezzo alla via. Salve.